Benvenuti a MaestreChef, il primo programma di cucina maestrina. Io sono Chef Vianeo da Mestre, naturalmente, il più grande chef di tutti i tempi, autore di numerosissimi libri, tra cui Non sei che grato il formaggio perché gaspissa. Oggi uno di voi entrerà nella mia cucina. Andiamo a conoscere i concorrenti. Salve chef, mi chiamo Antonio e amo tanto la cucina, proprio sono tanto appassionato, però non è il mio lavoro principale. Ah, ecco, che lavoro fai? Io lavoro in cimitero, mi occupo di scavi, riesumazioni, cose così. Sì, ridi, da morire da ridere proprio. Sì, proprio. Però ecco, non riesco a cucinare perché sono tutto il giorno in cimitero. Certo. Cosa ci hai preparato? Ossetti e ferri. Per me è un no, grazie, no, per sicurezza, se è un no, anche perché muore, non si che i sipi e fa nero che mandiamo a finanza. Ai. Ti mai mangiare un risotto con le fatture. Sempre il minuto politico, sempre il nostro ospite, l'assessore Ciano Contin e la nostra splendida Elsa Fagin. Buonasera. Abbiamo delle domande da casa per il nostro ospite? Sì, abbiamo una mail che ci arriva da Domodossola, da Sì. dove ci scrive la signora La D. Chi scrive, scusi? La D di Domodossola. La D di Domodossola. Sì, Ci chiede, assessore, come facciamo noi cittadini a risparmiare? Perché non fate progetti che noi cittadini possiamo risparmiare? Senz'altro. Allora, Allora, risparmio, quali progetti? ringrazio la signora F di Firenze. No, la D di Domodossola. In ogni modo noi abbiamo attivato nel nostro comune un progetto per fare sparagnare i cittadini. E sì, ciappavano tante multe nel nostro territorio. Abbiamo inseminato di autovelox, ce ne sono dappertutto. E allora noi abbiamo attivato un progetto con cui che gli mandiamo sul telefonino una notifica che avvisa se l'autovelox è impissata o no. E ti arriva la notifica. Interessante, come si chiama questo progetto? Notificare nei guai. Però è un controsenso, se mi permette, no? Infatti, Per notificare nei guai, sì, no? notificare nei guai perché ti ciappi a multa. Questo sì, no? ma io dico, è un controsenso perché alle volte no, il comune poi... sì, abbiamo i moschei di sta roba qua. Abbiamo perso più o meno 560.000 euro da sta maledetta faccenda. Però bravi che avete attivato questa cosa. No, che abbiamo studiato tutto adesso, non che mandiamo più i messaggi, anzi che diciamo corri così, ciappa più multa, no, recuperiamo i skei. E se riuscì gli utenti a cambiare il nome dell'applicazione. E gaccia, ma sai dove te la puoi notificare? No, assessore, allora cortesemente. Lasciamo il dubbio. Ma cosa lasciamo il dubbio? È abbastanza evidente che possiamo concludere qui, no, assessore? Concludemo bene con una barzelletta. Bravo, assessore. E ora ascolta Metagi, senti cosa che dice un uomo alla moglie che torna da shopping con 4 pari di scarpe? No. E che dice, e pare 9. Che invece è 8, perché dice 4 pari di scarpe. Ma io che dice pare 9, che sarebbe 9 numero, e se 9 indietro. A meno che non gli abbia rubato la scarpa, quella sbagliata. Ma sai chi controlla sempre se è giusto? Allora erano 8. E pare 8 e non erano 9. Ma può essere che quell'uomo assomiglia. Senz'altro.